Rosolina Mare è stata protagonista sabato 14 e domenica 15 febbraio della prima tappa del campionato internazionale d'Italia Super Mare Cross, evento che ha ufficialmente aperto la stagione tricolore del motocross su sabbia. Una manifestazione di respiro internazionale che ha richiamato più di 120 piloti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi esteri, trasformando il litorale in una grande arena dedicata ai motori. Paco Massaro, vice sindaco di Rosolina, quanto è importante questa manifestazione per la città? Ma questa è fondamentale, è una manifestazione che inizia tutte le stagioni, ormai sono oltre 25 anni che l'attività si fa e è il nostro primo avvenimento dell'anno in corso, quindi praticamente il 2026 è iniziato con un'ottima giornata. Oltre a tutto siamo riusciti anche ad avere il sole, perché oggi a differenza di ieri è stata una giornata fantastica e questo è solo ed esclusivamente qualcosa di positivo che farà sperare in una stagione che abbia questa azione, questa competenza, ma soprattutto tutte le persone che stanno visitando Rosolina Mare. Oggi è tutto un regalo che ci ha fatto il tempo, ma soprattutto i ragazzi di Super Mare Cross e dell'attività del Motoclub di Rosolina Mare, che sono sempre competenti, fantastici, e questi sono i risultati. È importantissimo questo primo evento della stagione estiva 2026, inizia proprio qua nei Bagni del Moro, nel litorale sud, con un grande sport, la Super Mare Cross, che anche quest'anno è andato in scena appunto nel mese di febbraio, e seguiranno altri eventi sportivi per tutta la nostra stagione estiva che stiamo già preparando nel corso del 2026. È un successo oltre ogni aspettativa, quest'anno veramente i numeri ancora più importanti rispetto agli anni precedenti. È quello che ci rende felici vedere la nostra località che in un periodo invernale si anima, si riempie e prende vita.